Bentornati sul mio canale, amici. Oggi faremo un piatto contadino, uova in brodetto o, come diceva mio nonno, rutti all'acqua. Per fare questa pietanza contadina, che accompagneremo con dei crostini di pane cotti al forno, ci occorreranno 3 spicchi d'aglio, del prezzemolo, 3 pomodorini, dell'olio d'oliva naturalmente, e faremo soffriggere il tutto. Dopo aver rosolato aggiungiamo l'acqua e portiamo a cottura. Ecco come troviamo il nostro sughetto dopo 10 minuti. Naturalmente ho aggiunto del sale e anche del pepe nero. Adesso andremo a mettere le uova, 4 uova per 2 persone, e condiremo il tutto con i nostri crostini al forno. Ed ecco qui il nostro piatto finito, uova in brodetto o rotti all'acqua. Buon appetito a noi e alla prossima!